Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto qui all'App. Facciamo un applauso sparso, così sporadico, sulla fiducia per rompere il ghiaccio e per accogliere anche gli artisti che ci sono qui stasera, che arrivano da tutta Italia. Signori e signori, ci verrà a trovare un artista di ispirazione, credo adesso poi lo scopriremo, brasiliana, perché abbiamo qui tra poco, avremo Sao Miguel, anche senza le effigie, ma Sao Miguel. Avremo tra poco Andrea Millet e sono pronti qui sul palco verde, diciamo, di Piazza Vittorio, qui del Lab, che ringraziamo, un duo acustico che insomma direi che ci porta già sul country. Accogliamoli con un bel applauso, Big River. Oh, benvenuti ragazzi, vi ho aperto, aspetta che vi apro, ecco adesso vi ho aperto definitivamente. Oh, benvenuti. Allora, benvenuti, voi arrivate da Bologna, Da Bologna, quindi praticamente dalla zona più country che c'è in Italia, dove si possa suonare, diciamo, la California quasi lì, perché del country. io ho avuto il piacere di fare un po' di cose dalle vostre parti ed è un piacere per noi questa sera avervi qui. Diciamo, voi chiaramente vedendo già il cappello uno dice mettete le mani avanti, noi facciamo country, però qui ci sono contaminazioni, lo voglio dire subito con chiarezza, perché avete messo a disposizione del country la peggiore elettronica adesso presente sul mercato. Peggiore, è vero, nel senso che poi diventano usata. è vero, perché diventano spesso come dire, il cruccio dei musicisti. Vediamo come riuscite a coniugare queste due formule, diciamo, quella insomma un po' più tradizionale del country con l'elettronica. Con che cosa cominciate questa sera? Che oltre a essere in streaming abbiamo anche, lo dico ufficialmente, abbiamo stretto questa diciamo collaborazione con Radio Reporter Torino 99.9, ci saremo tutti i martedì sera dalle 23 in poi, quindi prima o poi finirete in radio anche voi, sappiatelo. E dicevo, con che cosa cominciamo quindi per presentare questa vostra formula? Partiamo con un brano di Creedence, Uno dei miei gruppi preferiti. che è sempre un bel iniziare, come Un ben iniziare, si vediamo proietta nel sound quello che diciamo vi è più, American style. più caro, diciamo, più Esatto, caro. esatto. Va bene, allora signori e signori, Big River qui al salotto.
Big River, Grazie. Big River qui al salotto con questo brano di Creedence Clearwater Revival. Devo aprire quella lì che non te l'ho aperta, scusami, hai ragione, perdono, ho fatto anch'io, e vabbè, anche il fonico ci mette lo zampino, di solito ce lo mette male, quindi diciamo non volevo smentire questa cosa qua, perché c'è anche un Chaos Pet che adesso andremo finalmente a far sentire, che è una di quelle macchine che di solito stanno con la musica elettronica. Però voi diciamo non vi siete fatti problemi, non siete dei puristi. C'è qualcuno di voi che ha cominciato a ascoltare? Direi proprio decisamente no. Decisamente no, non Chi mi ama proprio profondamente il country forse storge anche un po' il naso a volte. Però giustamente Però, il country deve essere una cosa che deve continuare a vivere, quindi bisogna... Secondo me sì, secondo noi sì. Senti, e questa cosa qui quando è nata, diciamo? Da bambino leggevi Tex Wheeler, com'era la faccenda? Beh, in effetti li ho letti. Beh, Mio padre aveva una grandissima collezione di Tex Wheeler. Guardavamo Trinità. Quindi Bud Spencer e Terence Hill Alla sono grande. stati, diciamo, i colpevoli di questo primo... Fazzoli alla Bud Spencer, Tennessee, la Go-Go proprio. Sì. Chiaramente, tra l'altro, così giusto per... tutti i film dove di solito la colonna sonora era comunque fatta da italiani, erano, come si chiamava, Green Onions se non sbaglio, i fratelli di Angelis. Oliver Onions, che insomma effettivamente abbiamo fatto bene a citarli. Adesso non so se farete un pezzo degli Oliver Onions, no, perché ci poteva anche stare. Ce l'abbiamo, ma non questa sera, dovete No, venirci questa a sentire quando sì. suoniamo Volentieri, da qualche altra parte. perché voi Magari in suonate... zona, dai. Come, magari così sarebbe la volta buona che facciamo un salto a Noi Bologna. giriamo moltissimo, se seguite la nostra pagina Facebook anche in zona capitiamo ogni tanto. Bene, Succede, è può facile, succedere. basta mettere Big River e ci siete voi. E saltiamo fuori noi. Duo acustico. Va bene, allora diciamo non ho azzeccato la questione con gli Onions, però che cosa avete scelto, diciamo, come... Il prossimo è un brano, il brano secondo me più caratteristico di una band, che sono i Buffalo Springfield. I Buffalo Il brano Springfield. si chiama For What It's Worth. Attenzione, signori e signori, abbiamo qui i Big River. Yeah. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. There's a bottom line being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds, getting so much resistance from behind, and it's hard to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes into your life it will. It starts when you're always afraid.
what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Grazie. Grazie. Big River, finale anche psichedelico, questo, finalmente abbiamo fatto, diciamo, entrare in campo questo meraviglioso Chaosped, ma credo che adesso avremo un'altra sorpresa, perché se non sbaglio Federico tu stai per, non si può dire imbracciare perché quella va suonata, diciamo, come fosse un pianoforte, da sdraiare, diciamo, da sdraiare, quella che si chiama, se non sbaglio correttamente, steel guitar, no? Si dice così? Steel Questa guitar. è una lap steel. Lap steel, esatto. Lap steel guitar, lap steel comunque. Comunque, Il principio è quelle quello. chitarre che si suonano di solito con una sorta di tale, esatto, Sì, bottleneck, tale. che si chiama esattamente bottleneck, e che hanno un suono straordinario. Tu, questo qua poi ha anche un colore, diciamo, effettivamente molto anni 70. Uno strumento tipico, Appariscente. appariscente ma anche, diciamo, inconfondibile. Sì, 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 assolutamente. Come richiede ti sei dovuto applicare molto per studiare questa... Ma dai, un po' sì, perché Un po' sì, non è comunque un bisogna intuito. prendersi un attimo la mano. Io poi assolutamente non mi definisco un suonatore di lap steel, però vabbè, sono un beh. chitarrista applicato un po' alla lap steel. Ah, Mi piace, ogni tanto la uso nei nostri brani, ha un suono caratteristico e poi insomma la suono un po' a modo mio. Ecco. beh, giustamente, se no mica sarebbe la tua. Allora, in quale brano, diciamo, è adatto per far sentire questo strumento? Prego. Allora, vedete lì c'è una luna là in alto. C'è stasera come... già quasi a metà, diciamo. Siamo in periodo, credo, almeno, non sono esperto di vendemmia. Forse già siamo poco fuori. Siamo un pelo fuori, forse, però sì, e poi con queste stagioni che Questo diventano sempre più... pezzo è un pezzo di Neil Young, si chiama Harvest Moon. Harvest Moon, signore e signori, nell'interpretazione dei Big River.
Because I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. On these harvest moon. Grazie. Questa è la lapsi. Big River, versione molto suggestiva di Harvest Moon. Pigi, tu praticamente lì fai il doppio lavoro, triplo anche delle volte, perché ti devi Sì, occupare. oggi mi mancano dei pezzi. Ah, meno male che ti Cioè, mancano dei non- pezzi. Perché A volte diciamo, saltello anche con Moltissimo. cassa rullante e Charleston. hai fatto un affare, Federico, perché praticamente ti sei tolto dalle scatole della band, c'è Pigi che Noi fa abbiamo tutto. usato uno di quei braccialetti per calcolare, no, le calorie quando si va in palestra, così, Esatto. Allora, io sono intorno alle 700 in un live, lui passa abbondantemente le 1000. Abbondantemente, perché devi Dai, dentro schiacciare questa i nozione pedalini. fitness Poi della suona due musica. strumenti durante Anche tre o quattro, lo stesso sì, pezzo. percussioni a piede. Vabbè, adesso non so se in questo brano tirerai fuori ancora qualcos'altro dal cappello, ma ricordiamo, Un riassuntivo, questo è ci fate diciamo il riassuntivo di tutte queste tecniche che avete visto. adesso ce le fate vedere in quest'ultimo brano, ricordiamolo, c'è la pagina Facebook dalla quale potete seguire tutta la vostra attività, basta scrivere Big River, ma siete anche su Instagram, tutti gli altri social, Certo. immagino, e quant'altro. Allora, con che brano diciamo vediamo poi tutto il campionario di possibilità che... Ma sei bravino con le presentazioni, Ah, sì? fai pure tu. Questo è un brano invece, non è quello un po' un vecchio, quello sempre lo facciamo alla fine dei concerti. Questo è un brano di Samuel Garfunkel. Non Samuel, ma Simon. Simon, vabbè, Simon e Garfunkel. Simon, tanto. Simon e E il Garfunkel. brano è molto conosciuto, si chiama Mr. Robinson.
Attenzione, questo è un pezzone anche colonna sonora di un film Io però storico. non so assolutamente quale sia il titolo. Se tu È lo laureato, sai, è laureato, è laureato, è laureato. scusate, io sai che la laurea l'ho schivata. No, no, lasciamo perdere. Va bene, quindi sentiamo questa versione particolarissima di Mrs. Robinson, signore e signori, Big River. Grazie. And that's to you, Mrs. Robinson. Jesus loved you more than you will know. Oh, oh, oh. I'm blessed in you, Mrs. Robinson. Heaven knows the place for this is rain. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Now I fight. Robinson.
Grazie. Grazie a tutti. Big River, grazie mille, grazie tantissimo Grazie a Federico a voi. e a Pigi, un grosso in bocca al lupo per tutte le prossime cose. Chiaramente vi diamo l'arrivederci qui al salotto e vi ringraziamo chiaramente di essere intervenuti. Grazie ancora. Grazie. A voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Adesso facciamo una breve pausa e poi tra pochissimo il secondo ospite di questa sera, ovvero San Miguel. A fra poco.